Amici di Sportisili, appassionati di calcio giovanile, ben trovati dal campo della Fincantieri per assistere a questa partita valida per il campionato regionale Juniores Sicilia di fronte al CUS Palermo e il TF Club. La squadra di casa cerca un'altra vittoria per avvicinarsi sempre di più e in maniera sempre più convinta allo scontro diretto con il Resultana San Lorenzo, che con ogni probabilità sarà il banco di prova definitivo, sarà la gara decisiva per scoprire chi vincerà questo girone A per quanto riguarda la provincia di Palermo del campionato Juniores Under 19, considerando che appunto ci sono due raggruppamenti e dall'altra parte, almeno per il momento, è il Casteldaccia a guidare la truppa. Intanto indugiamo con la nostra inquadratura sul grido di battaglia dei giocatori e di mister Mattia Rao, che si sta rendendo protagonista di un lavoro straordinario non solo con l'Under 19 ma con un gruppo che praticamente lavora anche in funzione della compagine Under 18 dei allievi regionali, con cui sta viaggiando a passo di carica e con la quale, tra le altre cose, nei prossimi giorni avrà anche un impegno molto importante, ovvero sia la sfida contro il Trapani. Anche in quel caso sarà uno scontro diretto da primi posti della classifica. Noi intanto siamo pronti per assistere all'incontro. A breve anche la lettura delle formazioni con il CUS Palermo, che gestirà il primo pallone dell'incontro. Quindi mettetevi comodi per assistere a questa gara che mette di fronte CUS Palermo e TF, con il possesso subito a disposizione dei ragazzi di mister Mattia Rao, con il lancio non controllato però da Castronovo. Tanto qui c'è un recupero palla da parte di Guida, si lotta lì in mezzo, palla fine la TF ne esce vincitrice con questa giocata, anche se c'è il recupero palla da parte proprio della squadra di casa con Capizzi che gestisce. Servizio centrale ancora per Guida, lancio di Guida con la palla intercettata sul tentativo di sovrapposizione da parte di Giannone. Qui ancora TF che cerca la giocata in avanti, Capizzi prova a chiudere, gli dà una mano importante ancora, se non ho visto male, Parisi, con la palla che si spegne in fallo laterale. Sì, si trattava proprio di Parisi, maglia numero 28. La formazione del CUS con Dotto confermato tra i pali, linea difensiva con appunto Parisi che gioca da centrale al fianco di Capizzi. I terzini sono Di Giovanni che agisce a sinistra e Giannone che agisce a destra. Torna alla difesa a 4 il CUS Palermo, che in mezzo al campo trova Castronovo con la maglia numero 33, Guida con la maglia numero 6 e infine con la maglia numero 4 200. In attacco ci sono Fucile, Mamone e Undiemi. Anche se qui Undiemi completa la diagonale difensiva, la sensazione è che sarà un CUS particolarmente trasformista, come abbiamo visto ad esempio contro la Parmondal, in cui mister Rao ha giocato a specchio con il suo collega dall'altra parte Bellingardo nella gara vinta giovedì per 2-1. In quel caso giocava con un 3-5-2 il CUS. La sensazione è che assisteremo più o meno ad una scena simile anche oggi, visto che lo schieramento di Giovanni da terzino è poco plausibile e poco credibile. Intanto attenzione qui alla palla messa in mezzo da 200, allontanata dalla difesa, prova a subentrare un Diemi che viene anticipato e TF che cerca di uscire con Guida che viene però fermato. Allora attenzione all'uscita palla al piede della formazione in tenuta nera. Capizzi si estende e mette il pallone fuori. C'è un fallo laterale controllato ancora dalla squadra ospite. Con una serie di finte interviene, almeno prova ad intervenire Guida, poi ancora servizio sulla sinistra con il cross da sotterra che parte. Capizzi questa volta con un intervento meno difficile riesce a recuperare, colpo di testa ancora, TF che cerca di mantenere vivo l'attacco, interviene Castronovo ma soltanto per un secondo. Allora
è costretto a intervenire in maniera più decisa 200, che prova a servire in profondità. Fucile anticipato. Allora ancora TF che gestisce il pallone in fase offensiva, una serie di dribbling, il pallone che svaria sul lato destro. Ancora TF in possesso del pallone con il lancio in profondità, il cross che arriva in area di testa. Qui rischia qualcosa Parisi, poi Capizzi prova ad allontanare in maniera però non definitiva, perché c'è ancora la TF in attacco. Conclusione ribattuta, ancora attacco vivo però, altro tiro con deviazione, palla in calcio d'angolo. Ha iniziato bene la TF. Che alla battuta dalla bandierina intanto. La palla che spiove sul primo palo, interviene Mamone, l'ultimo tocco è di un giocatore dell'ATF, quindi riparte a dotto dal fondo. E Marco Addotto per la seconda gara consecutiva a difendere i pali della Cus Palermo. È sceso in campo anche contro la Parmobal 4 giorni fa, in una gara condotta in ordinaria amministrazione per i primi 70-75 minuti dalla formazione cussina, che poi è un po' calata, forse adagiandosi sul doppio vantaggio, e alla fine è arrivata anche la rete da parte della Parmobal con Scardina. Padroni di casa che non sono però riusciti a rendersi ulteriormente pericolosi. Intanto attenzione però ancora alla TF che manovra sulla destra, c'è il tentativo di chiusura di Guida, poi altra conclusione, questa volta Capizzi può intervenire, prova a prolungare 200, poi spazza ancora Guida cercando di innescare la corsa di Fucile e Mamone, che provano ad arrivare in un 2 contro 2 molto pericoloso per la difesa dell'ATF, ma alla fine Mamone perde il rimpallo. La palla comunque finisce in fallo laterale per una rimessa in favore della Parmobal. Sì, in favore del Cus Palermo ovviamente, Parmobal appartiene al passato ormai per il Cus Palermo di Giovanni con le mani, di Giovanni che cambia fronte di gioco, ha giocato da terzo difensore a destra, quindi al fianco di Giannone nella sfida dell'Elo Monaco. Questa volta cambia versante anche perché gioca Parisi, che non gioca Pappalardo dal primo minuto. Cambia anche a centrocampo perché c'è 200 sulla linea mediana e non c'è Favata. Questi due cambi nell'11 di partenza rispetto alla gara giocata dalle parti di Mondello giovedì scorso. Qui rischioso questo tocco, subentra Parisi che cerca di giocarla dalle parti di 200, che cerca la giocata di prima, non la trova, il pallone però ancora suo. Guida pressato, riesce a giocarla di prima dalle parti di Mamone. Undiemi poteva arrivare ma non si è avviato verso la palla, che viene controllata dall'ATF, anche se qui c'è una giocata un po' rischiosa, infatti porta alla palla persa gli uomini in tenuta nera. Fucile allarga per Undiemi che può andare all'1 contro 1, la sua specialità. Undiemi converge sul destro, ancora Undiemi, serie di finte, subisce il fallo, l'arbitro fischia e c'è un calcio di punizione in favore del Cus Palermo. Con tutti e tre i centrali che si spingono nell'area di rigore della TF. Restano indietro soltanto 200 e Giannone. C'è il fischio dell'arbitro, la battuta di Guida verso il cuore dell'area, allontanata di testa, poi spazza via la difesa dell'ATF, che adesso può prodursi anche in un contropiede. È un 2 contro 2, anche se qui c'è una giocata complicata. Interviene 200 che poi allunga il passo, cerca di intercettare un altro pallone. TF che però può provare ad attaccare, a difesa però schierata.
c'è questa conclusione ancora ribattuta. Undiemi evita un paio di avversari, qui c'è un fallo abbastanza duro, cartellino giallo, il primo della gara. Dunque, primo giallo della gara dopo 8 minuti e mezzo. E il calcio di punizione che viene battuto dal Cus con Parisi. Il lancio in profondità, cercato Fucile che fa la sponda però dall'altra parte rispetto ai compagni smarcati, in particolare 200. Altro lancio in avanti, Parisi di prima non lascia rimbalzare il pallone, serve Castronovo che ritrova il pallone dopo un velo. Fucile può avanzare, tocco per Undiemi. Undiemi ha spazio, può puntare, invece va al cross, c'è l'uscita comoda del portiere dell'ATF. Allora riparte la squadra in tenuta nera. Giro palla con il servizio in verticale, Cus che indietreggia, si rischiera, sempre mantenendo una veste tattica che è molto elastica, 3-5-2, che consente di avere 6 giocatori, sono abbastanza rapidi e stanno bene in campo, anche una copertura sui due lati del campo. Allora attenzione a Undiemi che può andare, Undiemi cerca la palla ancora dentro, di nuovo Undiemi con la seconda chance per lui, sul fondo la finta, ancora Undiemi, lo scarico indietro per Guida che calcia col sinistro, palla alta sopra la traversa, è il primo tentativo del Cus e di Guida. Qui ancora una volta Undiemi si trasforma in un grosso problema per la difesa dell'ATF. Allora ATF che riparte dalle retrovie con la costruzione dal basso, che però viene subito disinnescata dai padroni di casa con Capizzi. La sventagliata per Fucile, il quale riesce a far passare per Giannone. Giannone può andare sul fondo, va a puntare, Giannone mette al centro, deviazione, e c'è l'uscita del portiere che chiama a gran voce la palla. Si muove l'ATF con questo pallone recuperato poi da Di Giovanni. Fucile col fallo. Pallone servito in avanti, Fucile su Giannone, pallone recuperato. Undiemi, l'1 contro 1, l'ennesimo di questa avvio di partita per lui, che serve in profondità Castronovo, la sterzata va giù, l'arbitro lascia giocare. Poi l'arbitro interrompe il gioco, calcio di punizione. La battuta della punizione per l'ATF che manovra con Chianchiano, ancora pallone per lui che riesce ad evitare Undiemi ma non Castronovo. Allora Undiemi può tornare in possesso, il duello con Liotta, riesce a bruciarlo in velocità Undiemi che però allenta, vuole avere sempre il controllo della situazione, il numero 11 che però sbatte sul muro avversario. Allora recupera palla Chifari, converge Chifari, non trova compagni da servire, allora va da solo.
Servizio largo adesso sulla sinistra per l'avanzata di Fiorentino. Centrale verso Faraone che può avanzare. Ancora Faraone, arriva praticamente in aria, il tocco, c'è fuori gioco. Fuori gioco da parte di Muliello e allora calcio di punizione. Queste cose Juniores della TF che vanta tra virgolette anche un classe 2002, si tratta di Liotta, del capitano della squadra in tenuta nera. D'altra parte, come abbiamo già ricordato, tanti 2004 e anche un paio di 2005 quando scende in campo la formazione Under 18 che partecipa al campionato allievi. Intanto c'è un pallone recuperato dall'ATF che va lontano con la palla di Faraone. C'è l'inseguimento della sfera da parte di Contino che va a intervenire su Parisi, risolve Capizzi. La battuta lunga da parte di Fiorentino. In avanti il colpo di testa e c'è il primo calcio d'angolo della gara per la ATF. La battuta dalla bandierina affidata a Contino. La battuta corta è uno schema per il tentativo da parte di Fiorentino. La palla che si perde direttamente in fallo laterale. La battuta del fallo laterale per Di Giovanni. Cercato Fucile che può soltanto prolungare. Mamone. 200 arma la corsa di Parisi. Può avanzare Parisi, tocca adesso per Giannone che non controlla. E la rimessa per Fiorentino. Cerca e trova Contino, il quale però può soltanto allontanare il pallone perché c'è alta la pressione da parte del CUS. Capizzi. Parisi controlla, cerca e trova 200 che restituisce la palla. Ancora per Parisi, nuovamente Capizzi. Di Giovanni. Capizzi. Qui sbaglia Capizzi, regala il pallone a Muliello. Il tocco largo per Contino, l'1 contro 1 con Parisi. Contino se la porta sul sinistro, poi Parisi lo porta dove vuole e riesce a recuperare palla. 200, tocco ancora per Parisi. Guida con spazio. Ancora Guida, allunga la falcata, evita un avversario, palla in profondità per la corsa di Castronovo. Si scontrano Castronovo e Mamone. E l'azione si perde. Qui rientra in tempo dal fuorigioco Contino secondo l'arbitro. Ancora la palla per il numero 10 dell'ATF che scarica indietro. C'è il movimento da parte di Faraone, ancora per Contino, affrontato e fermato da Guida che riesce anche a tenere il pallone in campo. Cerca la traccia in profondità per Mamone che è in posizione regolare. Mamone la tiene in campo, vuole andare all'1 contro 1 con Liotta che però lo porta fuori. Allora ancora Mamone riesce a scaricarla per Guida. Guida la palla sul sinistro, sventaglia dall'altra parte per Undiemi. Ottima visione di gioco di Guida. Undiemi cerca di puntare Rinaldi, guadagna calcio d'angolo. Va dalla bandierina Undiemi, subito corto per Guida. Guida propone al centro, Mamone scavalcato, non riesce a colpire Parisi. La palla è ancora buona, Capizzi finta.
Cerca il tocco per Castronovo che allarga dalle parti di Fucile. Fucile e mezzo, deviazione ancora di Francesco Liotta. Altro calcio d'angolo per il Cus che adesso inizia a spingere. Dalla bandierina andrà ancora Guida con Undiemi. È Undiemi che va dalla bandierina. La palla che spiove verso l'area. Prova a girarla Di Giovanni. La palla non inquadra lo specchio della porta. Giocata subito la palla dal portiere Cristofalo. Poi Fiorentino indietro per Francesco Liotta. Il tocco per Rinaldi che avanza. Giocata lungolina intercettata da Undiemi. Undiemi, il tocco per Mamone preso in controtempo. Allora ancora Rinaldi che interviene. Poi Di Giovanni. Undiemi, sempre di prima. Ancora Mamone colto in controtempo. Anche Fucile era lontano. E allora Rinaldi la può gestire. Rinaldi con la palla in profondità, anche affrettata dall'intervento di 200. E allora ancora Cus che gestisce palla con Giannone. Parisi. Batte lungo Capizzi a cercare Undiemi. C'è il tocco di Francesco Liotta che avvantaggia il suo portiere Cristofalo. Avanza palla al piede Fiorentino. Cerca la giocata in profondità ma viene colto in controtempo, in questo caso Bonura. E allora Pusker si ritrova palla con Guida, troppo lungo per Mamone. Andrea Liotta. Controllo di Chianchiano. Ancora per il suo numero 2. Battuta lunga. Non ci arriva Muliello, ci arriva Di Giovanni, poi Capizzi sempre di testa. 200 è il più rapido sul rimbalzo e va da Di Giovanni, lungolina a cercare Fucile, di testa Francesco Liotta. Poi gestisce ancora palla l'ATF che prova ad uscire palla al piede con Faraone. Palla in profondità, Muliello col tacco con 200 che chiude, anzi Parisi che rilancia l'azione. Parisi cerca la traccia in profondità per Mamone, posizione di fuorigioco secondo l'arbitro. La battuta per Francesco Liotta, si fa incontro e riceve Chianchiano. Allarga per la giocata tentata da Contino all'indietro per Andrea Liotta. Poi Rinaldi in profondità, 200 Arpiona, palla per Guida. 200 il dribbling, poi il tocco ancora per Guida. Si muove Giannone, la palla è per Fucile, ancora Guida che può arrivarci. Guida fronte alla porta, allarga per Giannone, si è creato lo spazio per lui. Giannone con il tiro cross ribattuto, poi prova ad arrivare ancora sul pallone. Guida lo anticipa, sempre Guida sul fondo il numero 6, fermato dall'intervento di Fiorentino. Calcio d'angolo, il quarto della partita per il Cus Palermo. Andrà alla battuta Guida, questa volta niente schemi. Con Guida che prende la rincorsa, si muovono tutti verso il cuore dell'area. Il colpo di testa ad anticipare Capizzi. Poi arriva Chifari che allontana dalle parti di Contino, anticipato da Undiemi che salta un avversario. Ancora Tony Undiemi fermato, subentra Castronovo, la palla sbatte su Undiemi che col tacco torna dal suo numero 33, scambio prolungato tra i due. Allunga la falcata Undiemi, arriva sul fondo, mette in mezzo col sinistro Mamone, anticipato da Francesco Liotta. Controlla Castronovo con calma, attacco ancora vivo per il Cus. Castronovo con il cross, secondo palo c'è Guida. Guida controlla, cerca Fucile che viene anticipato, allora attenzione al tentativo di ripartenza con Contino che serve Faraone. Faraone si defila.
e si fa incontro Muliello, Faraone sterza, palla sul destro, ribattuta, cioè adesso Muliello è bravissimo Giannone a chiudere, Guida intercettato il suo lancio, si è anche forse fatto male Guida, però si rialza. Undiemi, superata la metà del primo tempo, 23 minuti e 15 in corso, sempre 0-0 tra Cus Palermo e TF. Faraone, il tocco con l'errore da parte di Bonura, anzi di Chianchiano, e allora Fucile prova a ripartire, Francesco Liotta lo chiude col fallo secondo l'arbitro, non concede vantaggio il direttore di gara. Duecento riparte da dietro, riparte da Parisi, Fucile decide di scaricarla subito per Giannone, Giannone scavalca ancora per il suo attaccante, ancora Fucile, Fucile evita un avversario, ne evita un altro e scarica su 200. Castronovo coglie in contempo Fucile che però arriva, Fucile incrocia, colpisce in pieno un avversario, ancora Fucile, palla per Castronovo che la arpiona in qualche modo, si gira Castronovo, la conclusione si perde fuori dopo il servizio di 200. Si riprende con Fiorentino che riceve palla, tocco per Francesco Liotta, indietro per il suo portiere Cristofalo, allarga per Rinaldi, la pressione di Castronovo anche su Andrea Liotta, poi Contino, controllo non perfetto e Undiemi può recuperare, rischia qualcosa, va da Capizzi che lancia su Mamone, la palla lo scavalca, Fucile prova a inserirsi, c'è il fallo di Rinaldi e c'è il calcio di rigore in favore del Cus. Anzi no, calcio di punizione, fallo dal limite, il direttore di gara aveva indicato, come si indica di solito, un calcio di rigore in questa situazione, ci ha tratto in inganno tutti. Punizione dal limite comunque per il Cus Palermo. E sul pallone va Undiemi. Quattro uomini in barriera per Cristofalo, la concentrazione di Undiemi che parte con il destro, colpisce il palo e si rimane sullo 0-0. Sfortunato qui Undiemi, punizione praticamente perfetta, con la palla che ha colpito il legno a Cristofalo che all'apparenza sembrava abbattuto. Faraone, lancio alla ricerca di Muliello che però arriva ma avvantaggia di fatto Giannone. Giannone va via in velocità, Fucile vede il movimento di Mamone, gran palla, Mamone! 1-0 Cus, la premiata ditta. Fucile Mamone confeziona il gol dell'1-0, la pennellata da parte di Fucile per Mamone che fa 1-0. E la sblocca lui come allo Monaco 4 giorni fa. Ancora Attilio Mamone, la rete dell'1-0 per la formazione di Mister Rao, che dunque raccoglie i frutti dopo aver accelerato in maniera importante negli ultimi minuti. Tutto innescato dalla corsa a destra di Giannone, sempre più importante nel ruolo di esterno a tutta fascia, mentre Fiorentino porta avanti palla per l'ATF. Servizio con Muliello che controlla spalla alla porta, tocco per Faraone. Faraone allarga per Andrea Liotta che si appoggia a Rinaldi. Francesco Liotta, controllo non perfetto, Fucile gli porta via il pallone
Ancora Fucile, prova a far scudo, c'è forse la spinta, l'arbitro lascia giocare. Qui Di Mestiere, il capitano dell'ATF. Mentre Fiorentino, la battuta dall'altra parte, letta in anticipo da Castronovo, Mamone di testa, Undiemi. Adesso vedremo se si apriranno gli spazi per il CUS o se l'ATF manterrà questo atteggiamento che però non ha portato molto lontano. Qui Fucile riesce a prolungare per Giannone che la fa rimbalzare, ancora Giannone, l'1 contro 1 con Fiorentino che gliela porta via e poi appoggia da Cristofalo, il quale va a rinvio lungo. Muliello, di testa anche Parisi, quella palla dalle parti di Faraone che la controlla, la gestisce. Muliello sempre contro Parisi, prova a girarsi Muliello, anzi è 200 che però non riesce a fermarlo. Sarà rimessa per l'ATF dopo il tocco del numero 4 del CUS. Qui la giocata a spalla alla porta di Muliello, Fiorentino. Cross sul secondo palo, c'è soltanto Undiemi che colpisce in qualche modo di testa, poi alimenta Faraone, il tocco per Chianchiano che viene fermato e allora può ripartire il CUS Palermo, sono in 3 contro 3, avanza Mamone, visto Undiemi a sinistra è servito, Undiemi con l'ennesimo 1 contro 1 con la giocata, la finta verso l'esterno, va sul fondo, chiude Mamone, fermato da Francesco Liotta. Lo scarico di Fucile, il deputato alle sponde in questa squadra. Più finalizzatore che cannoniere, bisogna dire, ne ha segnati tanti di gol in questa stagione, ma il lavoro scuro che fa lontano dalla porta è esemplare da parte del numero 14. Mentre Mamone è uno di quelli che letteralmente sente la porta, lo abbiamo visto allo Monaco, sia con la rete segnata su calcio di punizione, sia con il palo colpito sull'1-0 e che poteva dare il raddoppio alla CUS già alla fine del primo tempo. Qui a vuoto di Giovanni, la palla poteva diventare buona per Chifari. C'è stato il tocco di Di Giovanni secondo l'arbitro, e allora rimessa per Andrea Liotta e per l'11 in maglia nera. Battuta verso il cuore del campo, c'è un fallo di mano di Contino secondo il direttore di gara. Allora calcio di punizione. Cercato Mamone, trovato Fiorentino. Il controllo non è granché, poi riesce in qualche modo Faraone a toccarla. Attenzione perché c'è Contino che si può involare verso la porta e a Dotto ci mette la manona ed evita il pareggio. 200, Guida pressato, l'entrata di Contino, calcio di punizione. Si è rialzato Guida, il direttore di gara raccoglie il fischietto. Capizzi, Parisi, la battuta lunga, cercato Giannone che viene però anticipato. Con le mani Parisi, cercato e trovato 200, poi Giannone, Capizzi, gestione palla con l'accelerazione improvvisa e il fuorigioco di Mamone.
Intanto c'è la pressione da parte del Cus che porta alla palla, recuperata solo parzialmente. Allora la rimessa di Andrea Liotta a cercare Bonura, ma sbaglia completamente la rimessa. Il numero 2 della formazione ospite. Il giro palla che coinvolge Mamone, spalla alla porta contro Francesco Liotta, cerca l'imbucata per Giannone ma chiude Fiorentino che può addirittura ripartire in solitaria. Sbaglia però il tocco in avanti Fiorentino, l'ha recuperata qui il Cus che prova a lanciarsi in avanti, Rinaldi a sportellate con Fucile che poi però è più rapido e gli porta via la palla, ancora Fucile contro Rinaldi. Mentre c'è Fiorentino a terra e mette fuori il pallone l'ATF con Chifari. Torniamo con le immagini sul campo. Si è fatto male Fiorentino che adesso sta uscendo dal terreno di gioco con l'aiuto del suo tecnico. Tanto si dissetano i ragazzi in campo. Il sole è molto caldo. Oggi da calendario inizia la primavera. Primavera che a Palermo stiamo aspettando, visto che fino a un paio di giorni fa, ma anche parte della giornata di ieri, ha piovuto sul capoluogo siciliano. A proposito di Sicilia, ricordiamo ancora una volta che con Sportisili potrete assistere e potrete anche richiedere la possibilità di trasmettere e di pubblicare gli eventi sportivi in diretta, oltre alla produzione di highlights e immagini, interviste. Potrete ritrovare sul nostro canale YouTube, ovvero dove state vedendo la partita, ma anche sulla pagina Instagram, sulla pagina Facebook, profilo Twitter ufficiale di Sportisili e ovviamente sul sito sportisili.it, dove potrete leggere le ultime notizie e gli aggiornamenti più importanti sullo sport siciliano a 360 gradi. Giannone, Mamone, allarga per Parisi. Parisi con il cross, la palla messa fuori, poi allontana solo temporaneamente Faraone. Di Giovanni, Capizzi, 200 col dribbling, avanza 200, la palla su Parisi che scavalca ancora per il suo numero 4, controllo con la spalla non è granché, poi cerca di tenerla in campo ma Giannone non può arrivare. Fiorentino, palla lunga, Muliello affrontato da Guida, calcio di punizione. Francesco Liotta scambia con Faraone e poi appoggia Rinaldi. Fiorentino avanza, poi tocca per Chifari che è venuto da quest'altra parte a prendere il pallone per
Francesco Liotta coinvolge nuovamente Fiorentino. Palla lunga intercettata da Parisi, poi Muliello di testa nuovamente per Gabriele Parisi, che tocca su 200. Mamone si gira, perde un tempo di gioco per servire Parisi, che si era sganciato sulla destra, poi trova una grande palla, ma in fuori gioco Parisi. Francesco Liotta, Fiorentino. Ancora Francesco Liotta che tocca per Rinaldi. Subentra nell'azione Chianchiano. Andrea Liotta, lungolinea, intercetta un Diemi, nessuno però pronto sul rimbalzo, e allora è ancora Faraone. Tocco per Francesco Liotta, adesso prova a spingersi a pieno organico l'ATF nella metà campo del CUS. Fiorentino può avanzare, tocco centrale per l'avanzata di Rinaldi, ancora Fiorentino. Fiorentino prova a sterzare, poi viene raddoppiato, si appoggia, ma chiude bene il CUS in questa situazione, cerca la giocata continua ma non la trova, poi scucchiaia 200 per Fucile che può andare, avanza Fucile, cerca la palla verso Mamone, intercetta Rinaldi, poi Francesco Liotta di testa dalle parti di Castronovo e di Guida, che però non può arrivare dopo il tocco del suo compagno, poi Guida va a contrasto, costringe all'indietro Chifari. Quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo, primo tempo sotto controllo, almeno per il momento, per il CUS. Intanto il tentativo da parte di Bonura che si perde direttamente sul fondo. Dicevo, primo tempo fin qui in controllo, 40 minuti in cui la squadra di casa ha rischiato veramente poco, se non in quell'incursione da parte dello stesso Bonura sull'1-0. In precedenza palle gol ne ha avute diverse la compagine in maglia rossa, compreso un palo colpito da un Diemi sul calcio di punizione. Mamone qui rischia qualcosa, ma gli avversari gli concedono spazio, poi colto in controtempo un Diemi, allora palla per l'ATF con la chiusura di Castronovo, che guadagna anche il fischio dell'arbitro e il calcio di punizione conseguente. Mamone, l'arbitro deve far ripetere la battuta. Parisi si propone come sempre 200, la palla lunga è per Mamone che si è mosso benissimo, così come Fiorentino che chiude. Francesco Liotta recupera però palla il CUS con Fucile che si accontenta del fallo laterale. E 200 che la lascia a Parisi, colpo di testa di Muliello, poi la palla arriva dalle parti di Bonura che la allarga ma sbaglia e la palla finisce direttamente sulla panchina dell'ATF, col tecnico che non è molto soddisfatto di questa giocata, un po' troppo frettolosa. Di Giovanni, c'è l'anticipo un po' rischioso ma comunque efficace in fin dei conti di Rinaldi, poi Capizzi la rilancia in avanti, chiama il pallone Cristofalo. La palla su Andrea Liotta, per lo scarico di Chianchiano. Rinaldi si appoggia a Francesco Liotta. Fiorentino a completare il giro palla della retroguardia dell'ATF, che poi ricomincia ancora da Francesco Liotta, ultimi 2 del primo tempo.
Palla giocata in avanti da Faraone, poi lotta continuo, alla fine c'è il recupero palla e il fischio in favore del Cus. Undiemi, palla in avanti, Undiemi col pallone di ritorno, è andato giù Fucile che ha perso l'equilibrio e anche la palla. Parisi anticipato da Muliello, poi Capizzi, Fucile prova ad arrivare, di testa c'è però Francesco Liotta, poi rischia Faraone che poi si appoggia dal suo capitano. Chianchiano in profondità, però erano venuti tutti incontro, allora palla persa anche in malo modo dalla TF, mentre ci avviciniamo all'ultimo minuto del primo tempo. Parziale sempre fermo sull'1-0, ricordo la rete di Attilio Mamone poco prima della mezz'ora. Parisi lancia in profondità, si era smarcato Castronovo, la palla però lo scavalca dopo il buco di Rinaldi. Poi Di Giovanni con l'ottimo recupero in avanscoperta, si è mosso Giannone, la palla è per lui, Giannone scavalcato dalla palla, poi non può arrivare. Tutto buono comunque nelle intenzioni, sia il break da parte di Giovanni, sia la palla che poi è risultata leggermente lunga per Antonino Giannone. Presumibilmente l'ultima palla del primo tempo col tiro di gara che indica un minuto di recupero. Muliello si gira, ancora Muliello, tocco per Fiorentino che ricomincia da Francesco Liotta. Rinaldi per Faraone, ancora Rinaldi, alza la pressione, il Cus con i suoi uomini di centrocampo e attacco. Undiemi per poco non recupera palla, poi va a pressare e guadagna un buon fallo laterale. Fallo laterale del quale si occuperà ancora una volta Alessio Di Giovanni. Guida conduce col destro, poi pallone per 200, ancora Fucile che prova a liberarsi, Fucile serie di finte, poi Undiemi andrà l'1 contro 1, Undiemi con il cross verso il cuore dell'area, colpo di testa da parte di Faraone, poi recupera palla l'ATF, ma il direttore di gara giustamente pone fine al primo tempo che si chiude sul parziale di 1-0 in favore del Cus Palermo contro l'ATF. Sta decidendo per il momento la rete messa a segno da Attilio Mamone dopo una grande imbucata da parte di Fucile, primo tempo in cui il Cus ha giocato molto meglio, è stato molto più propositivo rispetto ai suoi avversari. Noi restiamo ovviamente online qui dal campo della Fincantieri, poi secondo tempo sempre qui sul canale YouTube di Sportisili per vedere gli ultimi 45 minuti di questa partita.
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui dal campo della Fincantieri, della gara valida per la 16ª giornata, terzultimo turno del campionato Juniores Sicilia, ovviamente campionato regionale Girone A per la provincia di Palermo, con il parziale che vedete e che premia per il momento il CUS Palermo per 1-0 sulla ATF, con la rete messa a segno al minuto 26 da Attilio Mamone, con le due squadre che non hanno cambiato ancora nulla nella loro sistemazione tattica rispetto al primo tempo, anche per quanto riguarda gli uomini scesi in campo. Direttore di gara che si sincera che sia tutto ok, sia tutto pronto soprattutto per dare il via al secondo tempo, che inizierà con il pallone in possesso dell'ATF. Con il direttore di gara che è pronto a dare il via al secondo tempo, lo dà in questo istante, quindi inizia la ripresa con l'ATF in possesso palla e con il CUS che scende in campo con la seguente formazione. In porta c'è Addotto, linea difensiva composta da destra a sinistra da Parisi, Capizzi e Di Giovanni. Gli esterni di centrocampo del centrocampo a 5 sono a destra Giannone, a sinistra Undiemi, in mezzo al campo ci sono 200, Guida e Castronovo, in attacco Fucile e Mamone, dall'altra parte TF che scende in campo con la linea difensiva davanti al portiere Cristofalo che è composta dal numero 2 Andrea Liotta, a destra, a sinistra dal numero 3 Fiorentino. I centrali sono il numero 6 Rinaldi che calcia in questo istante il pallone e il numero 6 e il numero 5 il capitano Francesco Liotta. Attenzione qui intanto alla corsa di Mamone che prova a tenere il pallone in campo, Rinaldi lo scorta fuori, alla fine tocca Mamone e la palla che esce sul fondo. Tornando alla formazione dell'ATF, in mezzo al campo ci sono col numero 4 Faraone, col numero 8 Chianchiano e con il numero 11 un po' sulla tre quarti Chifari. Alle spalle della punta il numero 9 Muliello agiscono col numero 7 Bonura e con il numero 10 Contino. Occhio ad Undiemi che va sul fondo, ancora Undiemi, serie di finte, raddoppiato, sempre Undiemi, palla al piede, altra finta, Undiemi la mette al centro col sinistro, viene intercettato, poi Undiemi calcia con il destro, palla fuori. Scalda i motori Tony Undiemi anche in questo secondo tempo. Ragazzo che sta trovando la sua dimensione sotto la guida di Mister Rao, che lo sperano a fare sempre meglio. Intanto andiamo ad elencare anche la panchina, anzi le panchine, con Procida che è il secondo portiere del CUS a far compagnia a Pappalardo, Favata, Molina, Cuadio, Calvaruso, San Filippo e Traoré. Dall'altra parte solo 3 gli elementi in panchina ad aver la TF, mentre intanto ci sono le proteste di Mamone non ascoltate dal direttore di gara. In panchina per la TF ci sono il secondo portiere Trimarchi, in realtà non è il secondo portiere Trimarchi, scusate, ci sono 3 giocatori di movimento, Trimarchi, Treviso e Citrolo, a disposizione di Mister Accardi. La battuta in avanti di Rinaldi, Di Giovanni la lascia rimbalzare, poi calcia in avanti dove c'è però Chifari. Ancora Chifari si gira verso la porta avversaria, cerca addirittura la conclusione, la palla si perde fuori. Tentativo un po' esagerato da parte del numero 11. Capizzi, Di Giovanni
Guida in avanti, l'intercetto da parte di Chianchiano, poi tocco per Contino, può avanzare Contino, serie di finte, ancora Contino, passa in mezzo a 3 ancora, poi lo ferma Capizzi che spazza, si tratta di Parisi, ultimo tocco, poi l'arbitro fischia un fallo da parte di Contino che ha esagerato un po' col pressing, forse poteva accontentarsi di lasciare uscire il pallone e guadagnare calcio d'angolo, invece ha preferito dar fastidio fallosamente al numero 28, mentre si muove tutta la panchina del CUS, a eccezione, se non vedo male, di Molina. Castronovo, pennella dalle parti di Undiemi, può allungare la falcata Undiemi, che riesce ad evitare anche l'intervento, almeno in un primo momento, di Rinaldi, poi va a dargli fastidio Undiemi, Rinaldi però la meglio, e riesce anche ad evitare il calcio d'angolo. Ottima giocata difensiva del numero 6 dell'ATF. Guida Di Giovanni, Capizzi apre verso Giannone, controllo di Giannone, arriva Fucile, si gira, scarica su Castronovo, forse subisce anche un contatto, lo vede l'arbitro che fischia calcio di punizione in suo favore. Guida cerca la palla dentro, colpo di testa di Francesco Liotta, attenzione perché si gioca e l'ATF può andare in 4 contro 4. Chifari ha spazio, Chifari, palla in profondità, chiude Capizzi che consente anche ai suoi di tornare e di riorganizzarsi. Undiemi recupera palla, poi la calcia lontano, la palla rimane in campo, la insegue Mamone, sportellate con Andrea Liotta, ancora Mamone, recupera palla, su di lui Rinaldi che poi spinge da dietro, l'arbitro fischia. Calcio di punizione conquistato alla grande da Attilio Mamone. Calcio di punizione per il CUS. Il fischio dell'arbitro con Undiemi che prende la rincorsa, va sul primo palo, Guida stacca! Gliel'aveva chiamata Mister Rao e il gol del 2-0. Mario Guida nel cuore dell'area, nel posto giusto, al momento giusto, trova il gol del 2-0 e poi va a ringraziare Undiemi, complimenti anche di Castronovo. E qui Guida che va a ringraziare Mister Rao mentre arriva il giallo per Capizzi. Ma ciò che conta di più è che il CUS ha raddoppiato con la rete di Mario Guida. Che aveva detto Mister Rao proprio mentre i suoi compagni si stavano piazzando, aveva detto vai a far gol, salta tu. Si riprende. Qui Chifari resiste a Guida che commette fallo. Chianchiano, palla per Andrea Liotta che cerca il lungolinea, la palla si allunga per l'ottima pressione da parte di Undiemi e allora rimessa. Capizzi, tocco per Parisi. Castronovo, pressato, la gioca di prima verso Fucile, colpo di testa a mettere fuori di Fiorentino. $200, il controllo, spalle alla porta, con l'entrata ai suoi danni, tutto regolare.
Entrata di Faraone che poi va subito a sincerarsi e le condizioni del suo avversario evidentemente deve averlo colpito. La battuta in avanti con le mani per l'ATF di Giannone interviene, poi 200, cerca Fucile, non lo trova, l'anticipo ancora di Faraone, poi serie di batti e ribatti, alla fine Fiorentino la gioca in avanti verso Contino che subisce fallo secondo il direttore di gara, allora calcio di punizione in favore dell'ATF che ha già battuto, sempre con Contino. Fucile su di lui, Fucile prova a portare via palla, Contino resiste anche sul tentativo di raddoppio da parte di Guida, sempre Contino sul fondo, alla fine Giannone lo scorta fuori, palla in fallo laterale, anzi palla in fallo di fondo in realtà. Già rimesso in gioco il pallone a Dotto con il tocco per Di Giovanni, ora Parisi. Si abbassa Guida. Castronovo. Il tocco ancora di Di Giovanni, girano palle i tre centrali del Cus Palermo. Adesso di nuovo Parisi che avanza. Parisi passa in mezzo a due, poi viene affrontato da Chifari che gli porta via la palla. Chifari, il tocco per Contino, ma Capizzi ha capito tutto, ha portato via la palla. Il lancio per Mamone che parte in posizione regolare, Mamone inseguito da Rinaldi, l'arbitro fischia, ancora fuori gioco. Sembrava buona questa volta la posizione del numero 9. Il direttore di gara che l'ha pensata diversamente, ha fermato il gioco. Punizione per l'ATF. Andrea Liotta, lancio lungo, il colpo di testa. Poi Chifari allarga su Fiorentino. Giocata sulla sinistra per Contino. Contino passa al centro, poi lo scarico con Faraone che adesso gioca molto più avanzato, praticamente sulla linea della tre quarti, quasi sugli attaccanti. Occhio a Chianchiano, conclusione, ribattuta, c'è Bonura, ma è in fuorigioco. E per i primi due cambi della partita, Mattia Rao, esce Giannone ed esce Di Giovanni. In campo San Filippo e Pappalardo. L'unica differenza rispetto alla fase precedente è che adesso è 200 a fare l'esterno di destra. Riprende il gioco con Guida. La battuta verso Undiemi che tiene palla in campo, prova a giocarla subito per Mamone ma non ci riesce. Andrea Liotta in avanti su Faraone. Palla recuperata dal Cus. Guida. Lancia ma trova l'intervento con un braccio da parte di Chianchiano. Allora va Guida, lungo, presumibilmente lungo, invece gioca corto su Fucile. Qui c'è fallo ancora su Guida, calcio di punizione per il Cus. Situazione che si è un po' plafonata negli ultimi minuti, possibile anche che i cambi potranno rendere ancora più
complicato ritrovare ritmo. Tanto Guida mette al centro il pallone, stacca Capizzi di testa, blocca senza grossi problemi Cristofalo, che poi va subito al rilancio. Un campanile che arriva dalle parti di un Diemi con la coscia consente anche ai compagni di rientrare, perché poi recupera palla dopo la giocata di Muliello, poi la perde. Il tocco ancora di un Diemi e c'è l'avanzata di Sanfilippo, palla al piede, fresco Sanfilippo, ancora lui, palla al piede, scambio con Fucile, Sanfilippo la piazza col destro, la palla però sorvola la traversa. Buon break, buon ingresso in gara di Sanfilippo. Qui l'avanzata di Fiorentino, Fucile su di lui, anche Sanfilippo a raddoppiare, quest'ultimo a mettere il pallone fuori. Rimessa proprio davanti alla panchina del Cus con Fiorentino che la batte verso Bonura. Francesco Liotta, mentre c'è la pressione da parte del Cus, qui riesce in qualche modo a girarla Andrea Liotta, poi un Diemi la perde, uno dei primi errori della sua partita. E TF che in un modo o in un altro riesce a uscire da questa situazione. Pappalardo col primo intervento, colpo di testa a mettere fuori. La battuta di Andrea Liotta, prolunga Muliello, Capizzi spazza via. Fucile, colpo di testa sul quale interviene poi Faraone, altro campanile di testa Capizzi. Arriva Fiorentino. Fiorentino pressato da Sanfilippo, recupera palla con il fallo Davide Sanfilippo. Calcio di punizione per l'ATF con la battuta di Contino verso l'area, lontana 200. È solo Chifari con Fucile che va a pressarlo. Fucile per poco non recupera, per è da solo, chiede ai compagni di avanzare e dare una mano a pressare. Di testa Rinaldi, poi Guida. Di testa anche Chianchiano verso Bonura, poi Chifari, Scodella. Di testa Pappalardo, ancora Chifari. Lo chiude Castronovo che lo costringe a tornare indietro. Poi Chifari scambia con Contino e per l'arbitro fischia contro il numero 10 maglia nera. Pappalardo, avanzata del difensore del Cus che sbaglia però il tocco. Poi c'è il recupero da parte dei 200, tanti errori di misura da parte dei giocatori dell'ATF che così facendo non vanno a creare pericoli. Stiamo sempre parlando di una squadra che si trova ben lontana dalla lotta per le prime posizioni della classifica, ma sono errori veramente elementari che stanno comunque inficiando una prova ordinata da parte dei ragazzi guidati da Accardi. Pappalardo intanto, Fucile col controllo a seguire e con la corsa di Mamone in posizione forse regolare. Peccato per lui che Rinaldi sia in anticipo. Poi Mamone prova a portargli via palla, c'è il contatto e c'è il fallo. Punizione per Francesco Liotta che tocca per Cristofalo. Tanto a breve effettuerà il primo cambio l'ATF mentre Fiorentino avanza. Francesco Liotta, c'è il tocco per Chianchiano, poi Fiorentino affrontato da Sanfilippo che guadagna fallo laterale. Dovrebbe arrivare adesso il momento del cambio, sì. Tesore di gara che ferma il gioco, esce Bonura
ed entra al suo posto con la maglia numero 14 Treviso, classe 2005. Quindi un sottoetà, così come sono sottoetà anche gli altri due elementi della panca, ovvero sia Trimarchi e Citrolo. Intanto l'uscita di Andrea Liotta, il tocco di Faraone troppo lungo per Treviso. Qui Addotto rischia qualcosa, ma allontana sui piedi di Faraone. Interviene Faraone, poi 200. Addotto. La finta e poi il servizio per Pappalardo. Pappalardo col sombrero su Treviso, poi di testa apparecchia per Undiemi. Avanza Undiemi con la palla in profondità per Mamone, anticipato da Francesco Liotta, poi ancora Mamone sul pallone. Lotta Mamone, a tu per tu con Cristoforo. Mamone con la palla che rimane lì, ancora Mamone, il salvataggio Fucile. Il 2-0 del CUS. Il 3-0 del CUS ovviamente. Fucile. La gonfia lui la rete dell'ATF dopo i tentativi di Mamone. Allunga nel parziale la squadra di Rao, mentre c'è Cristoforo a terra. Si è rialzato Cristofalo, sembra tutto ok per lui. Decisamente meno ok la situazione di punteggio per la sua squadra, che è sotto di 3 gol. Adesso c'è il cambio con l'ingresso da parte di Cuadio. E si riparte con il punteggio che è cambiato poco più di un minuto fa. La battuta intanto in avanti di Contino con la palla che si spegne direttamente dalle parti di Addotto. Metà del secondo tempo se n'è andata. Ha già iniziato le sue rotazioni Mister Rao. Sta succedendo esattamente ciò che speravo, ovvero sia una gara in discesa dal punto di vista del punteggio. Qui intanto Quadio non riesce a controllare. Intanto recupera palla San Filippo. San Filippo scende sulla destra, ancora San Filippo, il dribbling, San Filippo cerca di mantenere l'equilibrio fino alla fine, però poi il campo finisce. Chian chian. Poi Faraone indietro ancora da Cristofalo. Rinaldi con la spallata di Fucile che sbilancia l'avversario, tutto buono.
La rimessa guadagnata dal Cus e battuta da Pappalardo. Cercato Guida che viene però anticipato. Poi la sfera dalle parti di Chifari che resiste alla carica proprio di Guida. Contino. Serie di finte di Contino affrontato da Guida. Si è già ricomposto il Cus con la palla adesso larga dalle parti di Andrea Liotta. La pressione di Undiemi, ancora Liotta che prova a girarsi, ci riesce. Undiemi però gli porta via palla e poi innescare la ripartenza. Il tocco subito per Mamone che ha spazio da attaccare. Mamone con Fucile che si muove per dargli lo spazio. Ancora Fucile, era di rigore, Fucile va dentro. Mamone, la parata di Cristofalo. Ma come si trovano Mamone e Fucile? Un automatismo perfetto ormai. Non è arrivata la rete del poker soltanto perché Mamone non ha avuto la giusta freddezza davanti al portiere dell'ATF. Intanto il contatto con Fucile, l'arbitro fischia contro però l'attaccante del Cus. Chian Chian. Ultimi 20 minuti con la palla giocata in avanti, recuperata da Pappalardo. Quadio. Sterza, tocco per Parisi, poi Guida. Pappalardo. Undiemi prova a prendere campo. Undiemi sempre un pericolo quando cerca di accelerare. Undiemi stringe il campo, ancora Undiemi allarga, molto bene per Quadio, gran giocata ancora di Undiemi. Quadio, l'1 contro 1 con Fiorentino. Quadio prende il centro, evita un avversario, ancora Quadio, la palla per Fucile che non arriva però. Ne esce indenne ancora una volta l'ATF che però perde un altro pallone. San Filippo, scucchiaia in avanti, il colpo di testa che potrebbe mettere in ritmo Mamone, poi arriva Cristofalo a mettere l'ultima parola. Chianchiano. Avanza Chianchiano che allarga poi su Andrea Liotta. Poi Cristofalo col lancio. Il controllo da parte di Chifari che viene però anticipato da Guida. Ancora i due a lottare. Fiorentino, anzi si tratta di Faraone. Adesso Fiorentino. Il controllo ancora da parte di Faraone che prende il centro. Faraone resiste all'intervento di Guida. Poi cerca la palla centrale ma Parisi anticipa tutti. Allora attenzione a Fucile con Mamone che si muove sul filo del fuorigioco. Tocco per Undiemi. Vuole andare con calma. Il Cus per la palla in avanti di Undiemi per Mamone. Ancora una volta pescato in fuorigioco. Almeno 4 le chiamate di offside da parte del direttore di gara contro Attilio Mamone. Intanto cambia il Cus. Anzi cambia dopo. Altra palla recuperata da Undiemi. L'ATF ha ormai la testa negli spogliatoi. Fallo di Chianchiano. Direttore di gara che catechizza Chianchiano. Ricordiamo anche l'ultimo ammonito dell'incontro, sempre per un fallo su Undiemi. Un cambio per parte con l'uscita di Contino e l'ingresso di Citrolo. Dall'altra parte fuori Mario Guida. Ed entra con la maglia numero 21 Gaetano Favata, che aveva giocato da titolare allo Monaco. E dentro anche Citrolo, come detto, al posto di Contino. Dunque, a meno di clamorosi e a dire la verità impensabili sconvolgimenti, continua
la cavalcata del Cus Palermo, mentre intanto il colpo di testa, poi Mamone, palleggia a centro area, chiuso da Francesco Liotta, che guadagna anche un calcio di punizione. Dicevo, del Cus Palermo, del gruppo guidato da Mattia Rao, che continua a inanellare risultati positivi sia tra gli under 18 che tra gli under 19, limitatamente a quest'ultima categoria che è quella che stiamo commentando. La vittoria che sta maturando oggi porta momentaneamente il Cus ad agganciare in testa alla classifica il Resultana San Lorenzo. Ricordiamo che il Resultana San Lorenzo giocherà contro il Castellammare con fischio d'inizio alle ore 18:15. Prossimo turno tra un paio di settimane. Il Cus Palermo sarà impegnato proprio sul campo del Matranga contro la squadra biancazzurra del Trapanese, e poi si arriverà tutto in discesa fino all'11 aprile, ovvero sia il giorno in cui probabilmente verrà consegnato lo scettro di questo girone A, e poi ovviamente si vedrà come proseguire il campionato in base anche a come andranno le cose sull'altro girone, in cui, ricordo ancora una volta, è il Casteldaccia a guidare la classifica. Tanto palla di Undiemi verso Fucile. Fucile tocca centralmente per Pappalardo. Pappalardo con il lancio verso Mamone, troppo lungo, si era proposto Undiemi. Pappalardo aveva in visione proprio il movimento di Mamone, non quello di Undiemi, al quale dava le spalle. Ne approfitto per ricordare ancora una volta che siete sul canale YouTube di Sportisili, dove potrete vedere ovviamente anche gli highlights della gara che si sta svolgendo in questo momento alla Fincantieri. Nelle prossime ore le immagini salienti di questa partita che ormai volge verso il termine, manca poco meno di un quarto d'ora più recupero. Potete vedere su questo canale, ovviamente tutto categorizzato, gli highlights anche delle gare che si sono disputate sabato e domenica, che abbiamo ripreso con le nostre telecamere, oltre a poter trovare tutte le informazioni necessarie sul calcio e sullo sport siciliano a 360 gradi sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram, sulla pagina Twitter e ovviamente sul nostro sito www.sportisili.it. Ci concentreremo, tra le altre cose, nelle prossime ore, ovvero sia dalla serata di martedì, anche sull'incontro della nazionale italiana che scenderà in campo giovedì proprio sul terreno di gioco del Renzo Barbera per cercare il pass, o comunque per proseguire la caccia al pass per il mondiale. Ricordiamo la gara di giovedì sera contro la Macedonia del Nord, e ovviamente ci avvicineremo a questa partita con le dichiarazioni di Mancini, con anche una scheda, mentre intanto attenzione qui a Muliello che non riesce a cogliere l'occasione. C'è un altro cambio, esce Castronovo ed entra Molina. Un po' di incomprensione, non esce Castronovo ma esce Capizzi, entra Molina. Vedremo anche come si sistemerà la squadra. Tutte cose, una piccola incomprensione tra Castronovo e Capizzi, entrambi si chiamano Andrea. Castronovo aveva capito di uscire anche perché ha visto Molina, che è un centrocampista tanto quanto lo è Castronovo. Qui intanto Fucile prova a inseguire il pallone al duello con Andrea Liotta. Occhio a questo retropassaggio per Cristofalo, che deve affrettare i tempi della giocata. Dribbla su Fucile, poi tocca su Francesco Liotta. Fiorentino adesso gioca Favata in mezzo alla linea dei difensori in questo finale. Anche un piccolo esperimento che mister Rao si sta permettendo.
Favata dotato di intelligenza tattica tale anche da poter giocare in una posizione a lui non troppo consona. Tanto la palla lunga intercettata, poi prova ad arrivare Molina contro Citrolo che subisce il fallo. Il direttore di gara non concede vantaggio, concede direttamente la punizione. Andrea Liotta, pallone intercettato da Pappalardo. Pappalardo passa in mezzo a due. Molina, pennella sulla destra per Quadio, non un pallone facile. Quadio però riesce a tenerlo sull'attacco di Muliello. Parisi, Favata, Pappalardo, il tocco per Castronovo che è diventato capitano dopo l'uscita di Guida, mentre stanno per iniziare gli ultimi 10 minuti più recupero della partita qui alla Fincantieri. Favata, tocco per San Filippo che fa correre Molina, può avanzare Molina, non lo contrasta nessuno, allora palla in profondità su Mamone. Mamone sterza fronte alla porta Mamone. Mamone, il tocco ancora per la conclusione di Fucile che si perde fuori non di molto. Altra occasione per il poker. Qui un game chiamava palla, addirittura si dispera. Per la prestazione che sta sfoderando effettivamente meriterebbe di andare a bersaglio. Prova a pressare alto il Cus in questa circostanza. Quadio non recupera palla, poi commette fallo. Pizzichino di foga da parte di Muliello che però viene subito controllato. Ovviamente c'era la volontà da parte del numero 9 in maglia nera di riprendere il gioco. Intanto la giocata di Fiorentino che prende il centro dopo aver saltato un paio di avversari. Poi il tocco. Lo scarico indietro di Chifari su Rinaldi. Chianchiano, errore di Andrea Liotta, poi Pappalardo, Castronovo, centrale, Molina. Il lancio di Molina controllato da Andrea Liotta. Qui c'è il pallone largo per San Filippo, non l'ha visto l'82 ospite Chifari. Apre a sinistra, Quadio in netto anticipo, vediamo se innesca San Filippo che però viene anticipato. Faraone allarga a sinistra ancora per Fiorentino, recupera su di lui Quadio, poi Fiorentino va giù, Quadio recupera regolarmente il pallone. Molina, Favata, Pappalardo, Undiemi. Mamone può prendere campo. Avanza Attilio Mamone che fa movimento ai suoi compagni di avanzare. Il lancio per San Filippo esce storto dal suo piede. La palla per Liotta. Chifari. Fiorentino può avanzare. Tocco per Faraone. C'è il tocco ancora per Chianchiano, poi Treviso fermato da Undiemi. Undiemi con l'esterno va a trivellare verso Mamone. Mamone converge, sovrappone Undiemi, la palla ce l'ha ancora il 9 che scarica su San Filippo. San Filippo va da Undiemi che può andare all'1 contro 1. Undiemi raddoppiato, cerca la palla al centro, lunga per tutti, subentra Molina a
attacco prolungato del Cus, Molina fronte alla porta, al limite salta un altro avversario, ancora Molina, la palla sul destro, c'è forse un fallo su Mamone a centro area, Undiemi affrontato, fermato, si continua a giocare con Mamone per Molina, si gira su se stesso, Mamone, tutto chiuso per il Cus, Mamone resiste ad una carica e poi spazza Francesco Liotta e guadagna anche un calcio di punizione. Qui ha avuto almeno 2 occasioni per calciare il Cus. Tanto cambia ancora l'ATF con l'ingresso in campo di Trimarchi al posto di Andrea Liotta. Termina i cambi la squadra ospite. Fiorentino fermato da San Filippo, ultimi 5 minuti in arrivo, poi solo recupero per sancire un'altra vittoria, la seconda in 4 giorni, ma l'ennesima di un cammino straordinario per la formazione juniores del Cus, che è il tempo di fare la doccia e poi si metterà comoda in poltrona, come si usa dire in questi casi, ad attendere aggiornamenti della sfida tra Resuttana, San Lorenzo e Castellammare. Poi, come già detto prima, il ponte di 90 minuti della 16ª, anzi della 17ª e penultima giornata a far terminare l'attesa prima dello scontro diretto dell'11 di aprile, che seguiremo naturalmente con le nostre telecamere. Tanto San Filippo scodella il colpo di testa di Trimarchi, favorisce Mamone che cerca di anticipare la conclusione, la palla gli rimane sotto il piede. Poi Undiemi, dilagante Undiemi, questa volta Trimarchi lo ferma giocando d'anticipo. Poi però ancora Undiemi a recuperare palla su Treviso. Undiemi vorrà passare in mezzo a 2, nuovamente Trimarchi a fermarlo, poi recupera Fucile. Pappalardo. Scambio tra Favata e San Filippo. Fucile con l'esterno apre su Quadio. Centrale Fucile. L'apertura per la corsa di San Filippo. Arriva anche Quadio a dare fastidio. Fiorentino ha il problema di girarsi, riesce a farlo. Poi Castronovo. Se la sistema Castronovo per tentare il tiro, ribattuto, c'è Molina che finta il tiro, entra in area, Molina, serie di finte, il pallone ancora sul suo piede sinistro, deviato, l'arbitro non trova tocchi di mano nel disimpegno di Francesco Liotta, allora può ripartire l'ATF. Con il tacco Muliello, ma Parisi lo ferma in fallo laterale. Ultimi 2,5 da giocare, poi vedremo anche quale sarà la segnalazione del recupero. È giornata un po' più liscia, un po' più tranquilla per mister Mattia Rao dopo la tensione e dopo i rischi nel finale della gara dello Monaco contro la Parmoval, in cui un match che sembrava poter essere gestito con serenità dal Cus stava per trasformarsi in una trappola. Pappalardo. Quadio. Parisi.
Favata col tocco di Mamone, controlla, va da Castronovo. Favata, in equilibrio precario, riesce a girarla su Molina. Sanfilippo palleggia su Pappalardo. Pappalardo col lancio su Sanfilippo che controlla. Sanfilippo gli fa il movimento Mamone, la palla è per lui, sul filo del fuorigioco Mamone che controlla, Trimarchi. Un calcio d'angolo. Ultimo minuto di gioco già in corso qui alla Fincantieri. Sanfilippo. Serie di finte di Sanfilippo che gioca praticamente da fermo, poi la palla pennellata al centro, intercettata. Mamone al volo! Super gol di Attilio Mamone che cala il poker per il CUS. Gran tiro. Grande giocata di Attilio Mamone, doppietta per lui. Dopo la cinquina in Under 18 di qualche giorno fa e dopo il gol con la Parmonval di 4 giorni fa, è il suo momento, è il momento del CUS ed è anche il momento di scoprire a quanto ammonterà il recupero, visto che è scaduto in questo istante il 90esimo. E non c'è il recupero secondo il direttore di gara, finisce la partita e finisce 4-0 per il CUS Palermo che travolge il TF e per il momento aggancia in testa alla classifica del girone A del campionato Juniores il Resultana San Lorenzo in attesa della sua partita sbloccata dal gol di Mamone, poi il raddoppio di Guida, poi il 3-0 realizzato da Fucile e infine il poker calato qualche secondo fa proprio da Attilio Mamone. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito e che ci seguiranno vedendo ovviamente la diretta che sarà a vostra disposizione sul canale YouTube di Sportisili. Vi invitiamo come sempre a iscrivervi al canale e a non perdervi neanche un contenuto targato Sportisili sul sito sportisili.it, sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram e sulla pagina Twitter, oltre che su questo canale. Appuntamento naturalmente con gli highlights di questa gara tra qualche ora e poi soprattutto con notizie, approfondimenti, immagini su sportisili.it, la casa dello sport siciliano a 360.